Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsan Santulama e benvenuti a Tibettv, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Sua Santità Dalai Lama fa gli auguri al Premier Modi per il suo compleanno. La Cina nega le cure mediche a un tibetano detenuto a Tsawangpo. Il Sikyong Penpa Tselin conclude la visita alle scuole della Central Tibetan School Administration. Esperti delle Nazioni Unite interrogano la Cina su dove si trovano Goshe Gyatso e Rinchen Sultrim. Studiosi del buddismo tibetano presentano i risultati della psicofisiologia sulla meditazione buddista al Congresso Mondiale di Psicofisiologia. Office of Tibet Washington DC convoca la 19ª conferenza dell'Associazione Tibetana in Nord America. Il segretario Tashi Dondup chiede al dottor Andreas Pinkford di persuadere la Cina per il dialogo sino-tibetano. I tibetani celebrano il compleanno del Premier Modi con una campagna di vaccinazione. Venerdì scorso Sua Santità Dalai Lama ha augurato al primo ministro indiano Narendra Modi una vita in piena salute nel suo 71esimo compleanno. Nella sua lettera, Sua Santità si è congratulato con il primo ministro per la crescente fiducia che ha portato, nonostante le sfide come la pandemia da Covid-19 che ha colpito le persone in tutto il mondo. Sua Santità ha offerto la sua profonda gratitudine al governo e al popolo indiano per la loro calda e generosa ospitalità e ha sottolineato il potenziale dell'India nel contribuire allo sviluppo del mondo intero. Una donna tibetana, Kesan Dolma, tra i 121 recentemente detenuti a Tsawangpo in Tibet, è stata segnalata in condizioni critiche. I funzionari della politica cinese della contea di Serchu, dove i tibetani sono detenuti, hanno negato il permesso a Kesan Dolma, di circa 50 anni, di cercare un ricovero medico in ospedale. Secondo le fonti, Kesan Dolma o Cardon è stata portata all'ospedale nella contea di Serchu, dove l'assicurazione per il suo trattamento è stata rifiutata. Quando è stata fatta la richiesta di visitare un altro ospedale, le è stato negato il permesso, poiché si ritiene che sia le autorità dell'ospedale della contea che quelle della polizia collaborino insieme. Druk Ki dello Human Rights Desk, Dipartimento di Informazione e di Relazioni Internazionali dell'amministrazione centrale tibetana, ha espresso preoccupazione per il peggioramento della situazione nella regione. The Chinese authorities, instead of providing treatment and medical care, has subjected her to detention, and she continues to be in the detention center as of now. So we do not have the exact information of what condition she is suffering. However, it is concerning to hear that Kesan Dolma, for short she is more known as Kadu in her region, has been refused the permission to seek medical treatment from another hospital instead of the county hospital, where the officials at the county hospital have said that they couldn't guarantee whether they will be able to treat her. So after that, when the permission was sought for her to seek treatment in another hospital, that was refused. So as per the international human rights law, including the Universal Declaration on Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights, which China has signed and ratified, specifically in Article 9 of these two human rights laws, says that no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. So it is very clear that the arrest of around 120 Tibetans by the Chinese officials in Tsawangpo is completely against international law. Kesan Dolma continua a essere in custodia con altri tibetani che sono stati arbitrariamente arrestati e detenuti invece di ricevere le necessarie cure mediche. Il Sikyong Penpa Tselin ha concluso la sua visita alle 5 scuole sotto la Central Tibetan School Administration e gli incontri con gli alti funzionari nella capitale indiana. Lunedì scorso Sikyong ha incontrato il segretario congiunto del Ministero dell'Istruzione del governo indiano, Srimati Lamchongo e Switi Changsang, e i funzionari interessati della Central Tibetan School Administration a New Delhi.
Insieme hanno discusso le procedure chiave per il trasferimento delle scuole della Central Tibetan School Administration, che devono ancora essere trasferite alla Sambota Tibetan School Society sotto il Dipartimento dell'Educazione dell'Amministrazione Centrale Tibetana. E Sikyong ha anche fatto visita all'onorevole ministro della giustizia Sri Kiren Rijiju lo stesso giorno. Durante la sua visita alle scuole di Herberpur, Mussoorie, Kalimpong e Darjeeling, il Sikyong ha esaminato la situazione delle scuole tibetane, specialmente le scuole sotto la Central Tibetan School Administration, e ha sottolineato la necessità di una transizione. Il Sikyong ha osservato che la sua visita aveva lo scopo di valutare la situazione attuale delle 5 scuole rimanenti e anche di interagire con il personale interessato di queste scuole per capire le loro prospettive e riceverne suggerimenti. Il Sikyong ha anche visitato vari centri tibetani nella regione, come il Tibetan Refugee Self-Help Center, il Tibetan Medical Institute di Chakpori e il Manjushri Center of Tibetan Culture, e gli ha assicurato di dare completa cooperazione e supporto a questi centri. Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha interrogato congiuntamente la Cina sui casi dei monaci tibetani scomparsi Goshe Raggyatso e Rinchen Sultrim Dingaba in Amdo, nel Tibet orientale. Il gruppo di lavoro dell'ONU ha chiesto congiuntamente alla Cina di fornire urgentemente informazioni su dove si trova Goshe Raggyatso e ha chiesto le motivazioni legali per l'arresto, la detenzione e la condanna di Rinchen Sultrim nella comunicazione trasmessa alla Cina. Lo studioso buddista tibetano Goshe Raggyatso è stato arrestato a Chengdu, nella provincia del Sichuan, il 26 ottobre 2020. Da allora le sue condizioni di salute e la sua posizione rimangono sconosciute. Goshe Raggyatso ha pubblicato diversi libri su filosofia e cultura tibetana e sul sistema educativo monastico. L'altro monaco tibetano, Rinchen Sultrim del monastero di Nanshin Ngaba, è stato tenuto in isolamento da quando è stato arbitrariamente arrestato dai funzionari cinesi del Ngaba Public Security Bureau il 27 luglio del 2019. Solo il 23 marzo di quest'anno è emersa l'informazione che è stato condannato a 4 anni e mezzo di prigione. Le informazioni sulle accuse contro di lui, la data del processo, il tribunale in cui il processo ha avuto luogo continuano a rimanere sconosciute. Per la prima volta in assoluto, i risultati di una serie di studi psicofisiologici e fisiologici nei monasteri buddisti tibetani nel sud dell'India sono stati presentati al Congresso Mondiale di Psicofisiologia giovedì scorso. Il dottor Richard Davidson, ricercatore di fama mondiale delle pratiche di meditazione, il professor Sviatoslav Medvedev, il dottor Tony Tidwell, Tenzin Lodin del Tibetan Science Practitioner di Menzekan e il dottor Nawan Jimpa del Menzekan a Dharamsala hanno presentato il loro rapporto di ricerca al simposio. Un simposio internazionale intitolato Psicofisiologia delle meditazioni, che ha attirato partecipanti dalla Russia, dagli Stati Uniti e dall'India, ed è stato tenuto come parte appunto del congresso. Office of Tibet Washington DC ha convocato la 19ª conferenza dell'Associazione Tibetana del Nord America, svoltasi dal 4 al 6 settembre. La conferenza, alla quale hanno partecipato i presidenti e segretari di 15 associazioni tibetane con sede negli Stati Uniti, ha visto discussioni sulle questioni relative alla salute e alla sicurezza di Sua Santità, compresa un'offerta di Tensho. Ha anche insegnato strategie politiche per raduni, proteste e difesa per denunciare la politica assimilazionista della Repubblica Popolare Cinese, la distruzione ambientale e l'abuso dei diritti umani in Tibet. I membri del congresso Ben McAdam e il membro del congresso Chris Stewart hanno assicurato il loro pieno sostegno al Tibet alla 19ª conferenza. Il segretario Tashi Dundup dell'Office of Tibet di Washington ha chiesto il sostegno del professor Andreas Pinkward, ministro degli affari economici, per persuadere la leadership cinese sulla proposta win-win dell'approccio alla via di mezzo e ha sollecitato il suo intervento per la ripresa del dialogo con i rappresentanti di Sua Santità il Dalai Lama per risolvere la questione del Tibet. Il ministro ha assicurato di fare del suo meglio. Il segretario Tashi ha partecipato a una discussione su megatrends nel XXI secolo all'hotel Willard Intercontinental mercoledì scorso. Circa 40 partecipanti di diverse organizzazioni e ambasciate hanno partecipato all'evento. L'evento è stato organizzato dalla Friedrich Naumann Stiftung e dall'American Institute for Contemporary German Studies. In occasione del 71esimo compleanno del primo ministro Narendra Modi, l'ospedale tibetano dell'EC, in collaborazione con il Rotary Club di Dharamsala, l'Associazione per l'Amicizia Indo-Tibetana, Kumpen e l'Ufficio di Insediamento Tibetano di Dharamsala, ha organizzato una campagna di vaccinazione Covid gratuita e un test a Mekloganji a Dharamsala.
Il commissario distrettuale era presente sul posto come ospite principale, accompagnato dall'ufficiale medico capo, dall'ufficiale sanitario del distretto e dall'ufficiale di immunizzazione. On the day of 71st birthday of our Prime Minister, the NGOs have organized a medical camp and free vaccination for the people over here. So that is the reason I have came here. I wish all the best for them, and whatever, if there is any lack of vaccination, the administration will be providing it. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.